Salve a tutti, vediamo come si calcolano il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. Intanto cosa sono? Proviamo a capirlo con un esempio. Allora, massimo comune divisore di 20 e 30 e poi si chiama anche minimo comune multiplo sempre di 20 e 30. Si usano a indicare così di solito. Quindi il massimo comune divisore è 10, perché in questo caso è facile, lo facciamo a mente, perché 10 è divisore di 20, divisore di 30 ed è il più grande, perché potrebbe essere anche 5 un divisore comune, però 10 è il più grande possibile che divide entrambi. E il minimo comune multiplo di 20 e 30 è 60, perché 60 è multiplo di 20 è multiplo di 30 ed è il più piccolo, perché volendo potreste prendere anche 120, sarebbe un comune multiplo, però non è il più piccolo, 60 è il più piccolo. Ok, adesso vediamo una tecnica come calcolarli nel caso che non sia facile ottenerli a memoria. Prendiamo 120 e 180. Allora, facciamo la scomposizione in numeri primi. 120 diviso 2 fa 60, dividiamo con 2, 30, dividiamo con 2, 15, 15 non si può dividere con 2, dividiamo con 3, 5, 5 dividiamo con 5 e 1, quindi 120 è uguale 2 alla terza per 3 per 5. Adesso scomponiamo 180. Allora, dividiamo con 2, la metà di 180 è 90, dividiamo con 2, 45. Allora, 45 è divisibile con 3? Sì, basta che pensate a 3 quarti d'ora, che sono 45 minuti, un quarto d'ora sono 15 minuti, cioè 45 diviso 3 è 15. 15 si può dividere con 3, viene 5, 5 diviso 5 è 1, quindi 180 è uguale 2 alla seconda per 3 alla seconda per 5. E adesso come si fa? Allora, il massimo comune divisore è un divisore, è più piccolo, cioè è divisore di questo e anche di questo. Allora, io consiglio di fare così, andiamo in due fasi, prima guardiamo i numeri primi e in un secondo momento guardiamo le potenze, le loro potenze. Adesso guardiamo solo le basi, i numeri primi, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Bisogna mettere solo i numeri primi che sono in comune ad entrambe le scomposizioni. Beh, qua sono gli stessi, sono sempre 2, 3, 5, dobbiamo metterli tutti, sono tutti in comune. E adesso guardiamo le potenze, bisogna scegliere la potenza più bassa. Qui è 2 alla terza, qui è 2 alla seconda. Va bene, mettiamo 2 alla seconda. Qui abbiamo 3, qui 3 alla seconda, quindi dobbiamo mettere 3, che sarebbe 3 alla prima. E qui se la potenza è uguale si lascia quella, 5, 5, lasciamo 5. Comunque è importante che non ci siano ripetizioni dei numeri primi, si mettono senza ripetizione. Ok, beh, volendo questo si può anche calcolare, 2 alla seconda è 4, 4 per 3 12, 12 per 5, sempre il mio trucco, 12 per 5 si fa per 10 e si dimezza, 120 diviso a metà è 60, qua viene 60. Comunque se ci pensate, 60 divisore 120 di 180 ed è anche il più grande. Ok, per il minimo comune multiplo, il multiplo in genere è più grande o al massimo è uguale al più grande dei due numeri. Comunque il divisore è più piccolo, il multiplo è più grande, dovete mettere, adesso guardiamo i numeri primi, bisogna metterli tutti senza ripetizioni comunque. Qua abbiamo sempre 2, 3, 5, 2, 3, 5, sono sempre quelli, dobbiamo metterli tutti. Però quando guardiamo gli esponenti bisogna scegliere quello più alto, qua è la terza, qua 2 è alla terza, qua è 2 alla seconda, dobbiamo mettere alla terza. Qui abbiamo 3, qui abbiamo 3 al quadrato, 3 alla seconda. Qui abbiamo 5, qui abbiamo 5, gli rimane 5. Allora, quando voi fate specialmente il minimo comune multiplo,
spesso ottenete qua dei numeri grandi, potete anche lasciare così, oppure vabbè, se proprio volete si può calcolare. Qua viene 360. Ok, quindi 360 è multiplo di 120 e 180 ed è il minimo multiplo in comune. Facciamo l'esercizio ancora per una coppia di numeri. Facciamo 270 e 63. Allora, scomponiamo 270 diviso 2. Questo è 260 più 10, la metà di 260 diviso 2 è 130, più la metà di 10 5, 135. Adesso 135 divisibile con 3, sommiamo le cifre, 1 più 3 fa 4, 4 più 5 fa 9, addirittura divisibile con 9, comunque è divisibile con 3. Allora, come facciamo? 135 è 120 più 15, 120 diviso 3 è 40, 15 diviso 3 è 5, viene 45. Adesso 45 è divisibile con 3. Pensate ai 3/4 d'ora che sono 45 minuti, un quarto d'ora sono 15 minuti. 15 diviso 3 fa 5, 5 diviso 5 fa 1. Ok, abbiamo scomposto 270 è 2 per 3 alla terza per 5. Adesso 63. Allora, con 2 non si può dividere, con 3 sì. Allora, 60 diviso 3 fa 20, 3 diviso 3 è 1, 21. 21 diviso 3 fa 7, 7 diviso 7 fa 1. 63 è 3 alla seconda per 7. Allora, nel divisore, il massimo comune divisore più piccolo, dobbiamo prendere solo i numeri primi che sono comuni ad entrambi. Qui abbiamo 2, 3, 5, qui abbiamo 3 e 7, e beh, solo 3 è comune. Ok, e adesso guardiamo le potenze, qui è 3 alla terza, qui è 3 alla seconda, dobbiamo prendere la potenza più bassa. Ok, e quindi 3 alla seconda che sarebbe 9, quello è il massimo comune divisore. Minimo comune multiplo, dobbiamo prendere tutti i numeri primi, sempre senza ripetizioni comunque, qui 2, 3, 5, 3, 7, dobbiamo prendere 2, 3, 5, 7. E adesso guardiamo le potenze, la potenza più alta, qua è 2 e qua non c'è, lasciamo 2. Qui è 3 alla terza, qui è 3 alla seconda, mettiamo 3 alla terza. Qui c'è 5, qua non c'è, lasciamo 5, qui c'è 7, qua non c'è, lasciamo 7. Qui è un numero abbastanza grande, potete anche lasciare così, oppure, vabbè, se uno vuole calcolarlo, questo qua è 1890. Uno può farlo con la calcolatrice, insomma. Ok, un'ultima nota, se noi abbiamo due, perché qui ho detto che per il massimo comune divisore mettiamo i numeri primi che sono in comune ad entrambe le scomposizioni, e se non ce ne sono, se non hanno niente in comune, quanto è il massimo comune divisore? Beh, in quel caso il massimo comune divisore è 1, se non abbiamo nessun numero primo in comune tra uno e l'altro. Il massimo comune divisore è 1, comunque 1 è il divisore di qualsiasi numero. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.